Appassionati di calcio, turisti, curiosi, tutti in attesa dell'arrivo del capitano Alex Del Piero e del Sydney Club, dallo scorso campionato, la sua squadra. Il caldo torrido della prima domenica di agosto non ha dissuaso quanti hanno voluto portare il proprio saluto al campione italiano, rimasto nel cuore di molti, esempio di grande amore e passione per lo sport. Qualche maglietta bianconera autografata, grandi striscioni e cuori, tanti cuori, a testimonianza del segno che Alex ha lasciato e tanto entusiasmo di grandi e piccini, desiderosi di riuscire a strappare anche un solo saluto al campione italiano. Piazza Milano alle 20:30 ha simbolicamente abbracciato e accolto con entusiasmo l'arrivo degli atleti sul palco, a portare il benvenuto a nome della città il primo cittadino Valerio Zoggia. Poi un ringraziamento a Alex chiaramente per primo, perché diciamo un applauso, perché la destinazione cui era destinato il ritiro della squadra mi sembra fosse un'altra località, e quindi grazie a noi è proprio lui che ha voluto, assieme ai suoi compagni e il suo presidente, che dopo lo salutiamo, hanno voluto venire a Jesolo, quindi per noi è stato un grande onore ma anche un grande piacere. Evidentemente emozionato, Alex Del Piero ha salutato e sorriso ai molti che lo chiamavano. Grazie mille, grazie mille. E ha portato il saluto personale e della squadra, ringraziando la città di Jesolo per la calorosa accoglienza. Grazie davvero, sono momenti bellissimi per me e per tutti i miei compagni. Quello che si crea naturalmente è di gran lunga la cosa più bella che ci può essere, per cui veramente grazie del vostro affetto, grazie del vostro sostegno, grazie di essere venuti agli allenamenti o che verrete. Grazie di essere qui e soprattutto divertitevi, spero, vi auguro bene. Venivo qui in vacanza, abito a poco più di 50 km, quindi sì, è così, vengo qui spesso, conosco bene queste zone, sono felice di tornare qui e sono felice di trovare così tanto entusiasmo in voi, vi ringrazio per questo. Sia oggi all'allenamento che stasera, è fantastico, grazie mille. Dal 4 al 22 agosto la squadra rimarrà a Jesolo per l'allenamento pre-campionato. Al team è stato messo a disposizione lo stadio Picchi, dove sarà possibile assistere agli allenamenti, ma in molti sperano di poter incrociare gli atleti in uno dei numerosi locali della cittadina balneare.